Buongiorno a tutti e bentrovati al nostro consueto appuntamento del lunedì con la nutrizionista risponde. Oggi volevo affrontare un argomento che sta molto a cuore a tante donne ed è il periodo che precede la menopausa. Considerate che noi donne siamo costantemente sottoposte ad una danza ciclica ormonale, dall'arrivo del menarca, quindi della prima mestruazione. Mensilmente siamo sottoposti a questa continua danza e in tutte le varie fasi fisiologiche, quindi durante la gravidanza, durante l'allattamento e durante la fase premestruale, no? E anche durante la fase della premenopausa. E appena compaiono i primi sintomi, parliamo di perimenopausa. Questo di solito avviene dopo i 40 anni, intorno ai 42 anni circa, ma varia a seconda appunto della donna. È importante perché proprio in questo periodo iniziano i sintomi, per esempio le vampate di calore, l'insonnia, gli sbalzi di umore e quindi un momento di serenità e un attimo dopo un momento di tristezza, nonché la ritenzione di liquidi, l'aumento di peso dovuto ad un accumulo, ad una distribuzione diversa del tessuto adiposo, soprattutto a livello dell'addome. Allora il consiglio che mi sento di dare è innanzitutto preparare il corpo, preparare l'organismo a questo periodo, quindi seguendo un'alimentazione sana ed equilibrata ancora prima di arrivare a questa fase, bere in modo adeguato e fare un'attività fisica costante, perché è importante il dispendio energetico, no? Quindi bruciare un po' di calorie. In realtà durante questo periodo considerate che l'apporto energetico maggiore ci viene dato dai carboidrati. È necessario che questi carboidrati siano per lo più integrali. È importante che ci sia un aumento di fibra nella nostra dieta perché anche per far sì che diminuisca il rischio di patologie cardiovascolari correlate proprio a questo periodo, perché è stato visto che effettivamente le donne predisposte a questo tipo di patologie, non avendo più quella protezione, venendo a mancare un po' quella protezione ormonale, e possono andare incontro a queste patologie cardiovascolari. E c'è un'incidenza abbastanza elevata nella donna. Poi è importante che ci sia anche per il colesterolo, per modulare il colesterolo, soprattutto l'LDL, che è il colesterolo cattivo, è importante che ci sia un apporto di fibra sufficiente. Altri macroelementi necessari, le proteine che si dividono in proteine ad alto valore biologico, che sono quelle che troviamo nella carne, nel pesce, nelle uova, nei formaggi, e ci sono quelle a basso valore biologico che troviamo nei legumi, per esempio. È importante che siano bilanciate queste proteine e che vengano distribuite in modo corretto proprio per far sì che si abbia o si conservi la massa muscolare, perché con l'età non solo il metabolismo tende a rallentare, ma anche la massa muscolare, si perde più massa muscolare, quindi noi dobbiamo cercare di conservare il più possibile quella che abbiamo e lo facciamo con l'alimentazione, quindi con le proteine. I grassi sono fondamentali, ma devono per lo più essere grassi che derivano per esempio dall'olio extravergine di oliva, quindi grassi monoinsaturi, ma anche poliinsaturi, quindi gli omega 3 che derivano per esempio dal pesce, no? Dal pesce grasso, dal salmone, dallo sgombro. Quindi è importante che ci siano tutti i macronutrienti, no? Nella nostra dieta equilibrata. Importantissimi anche le vitamine e i sali minerali, quindi soprattutto per quanto riguarda la vitamina D.
La vitamina D e il calcio sono due elementi fondamentali in questo periodo perché per evitare proprio l'osteoporosi, no? Quindi è normale che ci sia una diminuzione della vitamina D in questo periodo ed è necessario prendere degli integratori appropriati che vadano a conservare la deposizione di questi elementi. È fondamentale anche inserire per esempio un pochino di parmigiano nella nostra dieta quotidiana, no? Non meno importanza hanno per esempio le altre vitamine, gli altri sali minerali che troviamo nella frutta e nella verdura di stagione. È preferibile che queste verdure siano consumate crude anziché sbollentate, cotte a vapore in modo da conservare per lo più le sostanze nutritive. Non per ultimo è fondamentale bere in modo adeguato proprio per eliminare quella ritenzione di liquidi che si ha durante questo periodo, no? E quindi è opportuno bere un'acqua oligominerale povera di sodio che aiuti anche la diuresi. In realtà seguendo una dieta equilibrata e sana anche nella fase che precede la perimenopausa, si prepara l'organismo a questo periodo e si affronta tutto in modo più facile e con meno ansia, no? Perché il corpo cambia, lo vediamo sia nelle sensazioni ma anche guardandoci allo specchio, quindi è necessario cercare di aiutarci il più possibile con l'alimentazione e con l'attività fisica, anche un'attività fisica adeguata che non vada a scompensare tanto l'organismo, no? Che non vada a stressare l'organismo perché l'esercizio fisico di per sé è anche uno stress per l'organismo, quindi deve essere fatto in modo adeguato e personalizzato così come la dieta. Io spero di essere stata esaustiva, aspetto le vostre domande e vi lascio una buona settimana. Grazie.